Non finiscono di stupire le iniziative dell'imprenditore Salvatore Danna, che ha in concessione, in project finance, il cimitero di Pianogatta. Ora è arrivata la notizia addirittura della nomina di un direttore artistico. Da cosa nasce l'idea di fare un direttore artistico in un cimitero? Ma guarda, noi ci siamo incontrati con Mario Pardo per fare una chiacchierata e per vedere un attimino di sviluppare qualche incontro, perché io penso che è necessario, se non indispensabile, fare incontrare le persone, farle discutere e tutto il resto. Noi abbiamo naturalmente un interesse, quello di che la gente stia meglio, che la gente naturalmente adori e apprezzi la vita e tutti i valori naturalmente che la contengono. Allora il nostro discorso è non lasciare soli nessuno e cercare di far vivere il cimitero naturalmente anche fuori dal 2 novembre, facendo fare degli incontri con tutte le persone che naturalmente lo frequentano. Ma lei, insomma, sicuramente è una cosa insolita, no? Uno dice alla moglie: andiamo stasera al cimitero di Pianogatta per assistere a un concerto. Ma non è insolito, perché il cimitero è un punto di riferimento della città. Il cimitero è un luogo dove naturalmente portiamo i nostri carri una volta che vengono a mancare, e il cimitero è cultura, oltre che essere un posto sacro naturalmente, ed è un posto che si può frequentare benissimo così per fare un incontro, per fare una visita, per scambiare due chiacchiere. Noi questo vogliamo fare. Da cosa nasce l'idea e come è venuta fuori appunto quella di direttore artistico? È stata una sua proposta o una proposta dell'imprenditore Salvatore Danna? È stato un incontro casuale, anche se il direttore artistico è un po' altisonante e lascia intendere qualcosa che magari è di più leggero rispetto a quello che io immaginavo. Diciamo che è chiaro che ci sono delle differenze tra Mozart e Toto Cutugno, per fare un esempio. E come intende sviluppare questo incarico che da qualche ora lei, diciamo, ha accettato? Beh, questo è ancora allo studio, naturalmente penso a attività che abbiano, come dire, pertinenza con il ruolo, con il luogo, con la sacralità dei luoghi, con il rispetto dei defunti, quindi qualcosa che abbia a che fare con la musica sacra, con la musica classica, con attività anche artistiche, diciamo, di una certa rilevanza, che abbiano attinenza appunto con la religione, con questo luogo. Ecco. Lei pensa che questa iniziativa come sarà presa, appunto, secondo lei, dagli agrigentini? Questo è da vedere, è una piccola scommessa che sto facendo anche grazie al signor Danna, che mi ha in qualche maniera avviato a questa attività. Lo vedremo nei prossimi mesi. Io cerco di proporre delle cose che siano, ripeto, adeguate e che non destino il clamore che sta destando la notizia di per sé.